Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale così potrai rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità del nostro club preferito. Guardiamo il video. L'attaccante nigeriano non tornerà a Napoli per restare. Il suo rapporto con il club partenopeo è ormai concluso e l'interesse generale è trovare una destinazione che possa accontentare tutte le parti in causa. Non si può tuttavia escludere che il giocatore rimanga al Galatasaray in Turchia. Una decisione che dipende anche dalla capacità del club di Istanbul di pagare al Napoli la clausola rescissoria da 65 milioni di euro. E questa possibilità, secondo le informazioni riportate da Fanatic, sta diventando realtà. Lascia un like al video così YouTube potrà avvisarti dei prossimi video. Grazie. Continuare. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco, l'accordo tra i due club sarebbe stato raggiunto per il pagamento dell'importo in 3 rate, mentre al giocatore sarebbe stata offerta un'offerta di ingaggio di 12 milioni di euro a stagione. Niente Premier League, Liga e Serie A. Osimhen può restare in Turchia. Una soluzione che farebbe esplodere di gioia tutti i tifosi del Galatasaray, che hanno subito scelto l'attaccante come loro idolo. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Pensi che Osimhen dovrebbe restare al Napoli? Oppure il suo tempo è finito? Voglio sapere cosa ne pensate nei commenti. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!